Infine un giorno un vescovo torna a scrivere a un prete, perché un prete l'aveva scritto, un passandaretto l'aveva scritto e l'aveva detto che non giurava di resti di Usumiri. Il vescovo aveva risposto, interrate che non dia mica puzza il paese. Ma lui, il giovane, ha fatto le chiarette sempre il giovanotto perché lui polatino non ne sapeva quanto è me, non ne sapeva quanto è me e quanto è la mamma. Allora il giovanotto le chiarette le dice, ma monsignore, che dice che voi fiate interrare Usumiri a Escia e fare una bella messa. Ah, se è possibile, dice il prete, è sbagolato uno stesso, è francamente sbagolato, ma posto che lo vuole, che noi fiamo interrare un prete. Usumiri. Che noi abbiamo interrare Usumiri a Escia, incarichiamo ai giovanotti di mettere il gaddaletto, di accendere i candeli e di mettere il resto di Usumiri in grembo. I giovanotti si rigivano veramente sbagolato, uno sto preto, non c'è più che mandare la casa di Marte, tutto il paese diceva come lui. Infine che quella male che lui aveva messo volontariamente l'Usumiri, il prete era andato a caccia con la e un giovanotto aveva fatto suonare aveva suonato le campane, avevano preparato tutto. Ah, il prete era in ritardo e il giovanotto lo chiamava, ma il prete non sapeva più come lavorava, perché lui gli si è presto il collare, l'aveva messa a Iagara. E poi lui si piantava il baretto, è giunto tutto stracciato. E dice a un nipote, dice, ma chi si canta stamane, come non ricordo più, che si canta stamane, il giovanotto l'ha detto. E beh, guardate tanto questo libro, c'è un grande R. Ma invece di... Allora quello è già so che quello che sono errati gli richiede e canteremo. Ma un libro è cascato in terra. Ha tornato a aprire a pagina e gli casca un altro R rosso, o cominciamento di a pagine. E quello dice resurrezione. Allora all'interramento di Ayagara e lo cantava a resurrezione di Pasqua. All'interramento di Usumiri.